Abbiamo con noi Franco Franceschetti della EDF-Man, che ripeto, prodotti che noi usiamo parecchio in quanto l'EDF-Man ci dà un prodotto azoto, zolfo, molto importante, e in più in fase avanzata di foglia bandiera usiamo un azoto, zolfo, magnesio. Stiamo percorrendo insieme con produttori sementi polesani la strada dei fertilizzanti liquidi, perché da un lato abbiamo un grosso vantaggio in termini di efficienza, che è almeno valutabile intorno al 30%, soprattutto relativamente all'azoto. Inoltre la possibilità, come in questa azienda, di avere le strutture che ci permettono di rateizzare la distribuzione dell'azoto, distribuendola quindi nel momento fenologico più appropriato. Un altro vantaggio del 20% di efficienza, quindi significa avere un prodotto più sano, più efficiente e più qualitativamente superiore. Ovviamente, come sapete, Arnaldo ha circa 60 ettari di proprietà, che è anche il campo prova di EDF-Man, e stiamo mettendo a punto, sempre nell'ottica di migliorare l'efficienza dei fertilizzanti, perché l'azienda agricola possa avere un reddito migliore, a parità di costi ovviamente. Questo significa il doppio vantaggio: l'azienda agricola produce qualità e contemporaneamente nutriamo la pianta riducendo le problematiche di liscivazione, di volatilizzazione e quindi di perdite, che sono doppie perdite. Da un lato c'è la perdita economica e dall'altro c'è la perdita ambientale. E quindi ci vedremo alla prossima puntata con le innovazioni dopo la trebbiatura.